Criterio Marcoveggio, premio Giorgio Ianiri. Sono puledri di 2 anni, molto buoni, molto promettenti. Sono in 8 dopo il ritiro del numero 9, 1 Begonia Jet, Lorenzo Baldi, 2 Birba Pizza, Francesco Virzi, 3 Basta che sia Jet, Roberto Vecchione, 4 Bonwit B Andrea Farolfi, 5 Blade Wise S Vincenzo Pisquaglio dell'Annunziata, 6 Brenda Pizza, Maurizio Cheli, in seconda fila 7 Bolero Griff, Antonio Greppi, 8 Bon Chance Italia, Marco Volpato, rapporto di scuderia tra i numeri 1 e 8. Stacco della macchina, veloce, Birba Pizza attaccata al largo da Bon Nuit B, passa l'allieva di Andrea Farolfi, mentre è partito abbastanza piano Blade Wise S. All'esterno è Brenda Pizza con Maurizio Cheli che si sistema a seconda davanti a Birba, poi il numero 1 di Begonia Jet. Vediamo in quinta posizione il numero 3 di Basta che sia Jet, mentre Blade Wise S è rimasto per corse esterne e si mette ora sulle gambe. Intanto Andrea Farolfi arriva al paletto dei 400 in 29 e mezzo. Cerca ora di graduare con la figlia di Man of Many Mission, sempre Brenda Pizza in seconda posizione a precedere Birba Pizza. Intanto c'è l'anticipo di Lorenzo Baldi con Begonia Jet che arriva direttamente a contatto della battistrada trascinandosi Blade Wise S. Vediamo all'esterno anche Bon Chance Italia. Arriviamo al giro percorso dall'allieva di Walter Zanetti in 1-1-1, 15-1, il passaggio qui davanti alle tribune sempre in seconda posizione Brenda Pizza a precedere l'altra Pizza, la compagna di paddock Birba, all'esterno è sempre Begonia Jet. Arriviamo al chilometro in 1:16:1, Blade Wise S sempre in seconda pariglia, ora allunga però la femmina e prende una decina di metri di vantaggio da Brenda Pizza. Cercano di muoversi gli altri, tra i quali quello più efficace è Blade Wise S che ora si pone a diretto contatto della battistrada che però ha un paio di lunghezze di vantaggio. Erano i due più attesi, Bonwit B e Blade Wise S, che cerca di riavvicinarsi. Siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione, ultima curva passata in 15-1, Bonwit in vantaggio, Numero Blade Wise S che 8, si Buone avvicina. Chance Italia, Ultimi 100 metri, ma squalificato. ormai Bonwit B ha vantaggio decisivo ed è Bonwit B che viene a vincere da cavalla buona davanti a Blade Wise S che respinge l'affondo di Bolero Griff. 1.15.7 la media al chilometro per la figlia di Man of Many Mission, per la scuderia Biasuzzi. Il training è quello di Walter Zanetti, la guida di Andrea Farolfi, che vengono a vincere in corsa di testa, comunque valido il secondo posto di Blade Wise S dopo percorso esterno, mentre bella corsa anche da parte di Bolero Griff che è finito in piena spinta. La quota è in chiusura per Bon Whitby 1,35.